È mercoledì 2 luglio, siamo al momento del Focus, oggi dedicato come ogni mercoledì all'appuntamento con il sindaco. Buongiorno al sindaco di Catania. Buongiorno, buon pomeriggio. È la mia prima volta con Angelo Gagliano, fatto inedito e mi fa piacere. Salutiamo il direttore che la prossima settimana sarà comunque con noi. Cominciamo subito, sindaco, con una bella notizia perché è di poche ore fa, di fatto, la candidatura di Sant'Agata a patrimonio dell'UNESCO, perché è stato istituito il comitato promotore incaricato proprio di guidare questo iter. Allora, precisiamo perché bisogna anche stare attenti con le sfumature. La proposta di candidatura. Proposta, certo. Perché la candidatura poi nel caso del patrimonio UNESCO viene designata dal Ministero, quindi si propongono al Ministero più candidature e il Ministero poi sceglie quale privilegiare per l'anno, sapendo che ce n'è una sola per ogni anno. Quindi oggi noi ti stiamo proponendo perché il Ministero ci candidi per il 2026. Il percorso naturalmente non è breve, non è facile, ma sappiamo di avere tutte le potenzialità per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo costituito questo comitato che fa capo sostanzialmente alla Curia, e quindi all'Arcivescovo, al Comune, al Comitato per le festività catine e all'Università. Quindi c'è una bella interazione di 4 soggetti pubblici che spingono per conseguire un obiettivo che sarebbe storico. Naturalmente quando parlo dell'amministrazione comunale parlo io del Comune nella sua complessa articolazione, compreso anche il Consiglio Comunale che più volte ha caldeggiato questa proposta di candidatura, e quindi non mi permetterei mai di dire che sia la volta buona, ma certamente abbiamo posto tutte le premesse perché si possa riuscire a ottenere il traguardo che tutti speriamo. Da una candidatura all'altra, perché Catania si candida anche a capitale italiana della cultura. E anche qui stiamo definendo il comitato che ci aiuterà. Abbiamo intanto individuato la società che redigerà la proposta, perché dobbiamo sempre rivolgerci a un soggetto esterno. È una società mista, componenti di Roma, Milano e altre città, che già ha vinto altre candidature analoghe come capitale della cultura. Anche qui sappiamo di poterci giocare bene le nostre carte. Questa società è già venuta da noi, ha potuto verificare alcune cose, ha detto che è veramente una candidatura forte la nostra. Adesso dobbiamo solo individuare chi farà parte del comitato promotore. Vogliamo coinvolgere quanti più soggetti, perché sappiamo che la volta buona non solo per il ritorno economico che ne deriverebbe, quanto piuttosto per il messaggio simbolico che vogliamo lanciare e su cui spesso insistiamo. I problemi di questa città noi li possiamo risolvere se stiamo tutti insieme legati da un unico filo rosso che ci fa stare insieme, e per far questo dobbiamo noi trovare qualcosa che ci accomuni, quindi la possibilità di ottenere un traguardo come quello di cui stiamo parlando può costituire ulteriore ingrediente per un'idea di appartenenza che a quel punto magari dissuaderà chi pensa di sporcare la strada o di non rispettare le regole dal farlo, sapendo che c'è un patrimonio comune da preservare. A proposito di problemi che non mancano in città, fra poco vedremo un servizio, parliamo dell'anarchia riguardante il carico e scarico delle merci, perché la città è invasa da camion, furgoni che praticamente si fermano a ogni angolo della città, invadono anche i marciapiedi e creano dei seri pericoli per il passaggio dei pedoni. Vediamo questo servizio e poi magari ne parliamo. Lo vediamo dopo il servizio, però il problema esiste, lo sentiamo magari fra pochissimo. Il nostro Tonino De Mane è andato in giro per la città a vedere qual è la situazione reale, che cosa succede effettivamente. È chiaro che bisogna e c'è una necessità indubbiamente di consegnare le merci e di consentire ai negozianti, a chi deve ricevere le merci, di poterlo fare. Però molte volte magari forse alcune regole non vengono rispettate. Io infatti dico che da un lato c'è l'anarchia di alcuni nel pensare che tutto sia permesso, dall'altro forse c'è qualche difetto nostro, non lo so. Infatti su questo, perché è una cosa su cui sto riflettendo da un po' di tempo, sarebbe il caso sentire le associazioni di categoria per capire
se stiamo sbagliando qualcosa noi, nel senso se dobbiamo prevedere delle aree di carico e scarico diverse, orari diversi, però è chiaro che se noi lo facciamo a propria voce, perché in questo momento ci sono, ma poi o qualcuno le occupa abusivamente o chi deve scaricare o caricare arriva in ritardo, in questa città si è sempre considerato che tutto è permesso. Vorrei che non fosse più così e per cui i controlli saranno più repressivi, però dobbiamo intanto in cercare di capire se possiamo rimodulare il servizio in modo da permettere che questo avvenga nel rispetto degli interessi di tutti. Vediamo allora il servizio che prima non abbiamo visto soltanto delle immagini senza un sonoro, adesso è accompagnato dall'audio. Per fortuna il traffico è alleggerito per la chiusura delle scuole, ma l'anarchia del carico e scarico crea comunque intralcio e caos. A Catania la sosta selvaggia, contrastata con l'utilizzo di street control e ganasci, non riguarda soltanto le auto, ma ogni tipo di camion e furgoni, grandi e piccoli, che a qualsiasi ora si fermano per scaricare la merce. L'anarchia regna sovrana per buona pace di chi percorre strade, marciapiedi e strisce bianche con seri rischi per i pedoni. Questa è la situazione a Piazza Stesicoro, ma il problema atavico riguarda tutta la città, da Piazza Europa a Corso delle Province, per non parlare di Viale Vittorio Veneto. Ce ne sono parecchi qua perché tutte le mattine si fermano, quelli della carne, quelli della frutta, tutti i giorni praticamente. Ci sarebbe un orario, ma viene rispettato? No, rispettato qua a Catania, rispettato qua a Catania non rispetta nessuno niente. Furgoni sulle strisce pedonali, ma come si fa a passare? Come si fa a passare? Che bisogna che uno si divide a destra e a sinistra. È comunque difficile attraversare in generale perché le macchine non si fermano neanche sulle strisce e neanche al semaforo. Avverte lei un senso di anarchia? Ma sì, tutto sommato è che noi purtroppo un po' siamo abituati a questa anarchia, quindi chiudiamo gli occhi. Anarchia, carico e scarico dei furgoni, cosa ne pensa? Devono lavorare, no? Capisco che per le attività è importante ricevere la merce, però ecco, è un enorme disguido per l'ordinaria viabilità nelle strade. Intanto la polizia municipale sollecita nuovi stalli per disabili davanti agli uffici postali ed aree ad hoc per il carico e scarico nei pressi dei negozi. Basterà? Temiamo di no, anche perché molti furgoni consegnano la merce direttamente a domicilio nelle case grazie agli acquisti online. Sindaco, abbiamo visto il racconto in questo servizio di Tonino De Mana, aggiungo anche che si sta lavorando per ripristinare il quarto d'ora di cortesia per le strisce blu, non è così? Allora, questa è una mozione che ha rivolto ieri il Consiglio Comunale approvando all'unanimità. Io ho sempre manifestato le mie perplessità, se non il mio dissenso, perché significherebbe obbligare i dipendenti del MTS a una duplicazione del lavoro, perché loro devono passare, verificare chi è per un quarto d'ora, è impossibile. Allora io comprendo le ragioni che stanno alla base della richiesta, magari si individuino delle zone un po' più cruciali in cui prevedere la sosta a tempo, ma non negli stalli blu. Si fa come stiamo facendo in Piazza Mancini Battaglia con dei parcometri che consentono a una singola autovettura di avere un biglietto per un quarto d'ora, biglietto non rinnovabile perché si inserisce la targa e a quel punto al posto di quell'autovettura va qualcun altro. Ma non è pensabile che il primo quarto d'ora possa essere senza alcun aggravio, senza alcun carico economico per chi posteggia, perché è impossibile il controllo, significherebbe di nuovo consentire l'anarchia, tant'è vero che è un esperimento che fu fatto ma fu subito abbandonato. Però mi si consente, a proposito del servizio di Tonino De Mana, quello che mi fa specie è che nonostante ci fosse la telecamera, ci fosse Tonino che è abbastanza noto per la sua azione di forte impulso alla legalità, quello con lo scooter è arrivato, ha parcheggiato sul marciapiede a 20 centimetri da Tonino, nell'indifferenza a quel che stava facendo. A proposito di anarchia, secondo punto, per far capire qual è il nostro metodo di lavoro, ecco, quello che dicevo io, quello che è il nostro metodo di lavoro, mi è stata segnalata sui social da una nota pagina qui a Catania, una autovettura del comune di Catania parcheggiata sulle strisce pedonali, in diagonale e a 1 metro di distanza dal marciapiede, in prossimità della scivola. Una cosa aberrante. Io questa mattina ho chiesto, perché mi hanno mandato questa mattina la fotografia con la targa leggibile, perché prima non lo era, ho chiesto, avendo individuato chi è l'autore, al direttore a cui appartiene questo nostro dipendente di
instaurare il procedimento disciplinare, perché non voglio più che questo accada, soprattutto con chi lavora come Comune di Catania. Sindaco, prima di fermarci, fra poco ci fermeremo, ci sono tantissime segnalazioni in tanti quartieri della città con i rifiuti che si trovano ovunque. La spazzatura viene accatastata, poi bruciata. Abbiamo visto un servizio, possiamo vedere anche delle immagini in via Ungaretti, rendendo praticamente l'aria irrespirabile, creando davvero dei problemi anche per la salute e per l'ordine pubblico. Secondo l'assessorato all'ecologia sarà necessario bandire una gara tipo via Toledo anche per questa via? Sì, però non è che noi possiamo continuare così perché non ce la facciamo economicamente. E sì, per adesso abbiamo delle risorse con gli extra costi e quindi lo faremo, forse anche prima del rendiconto riusciamo a sbloccare questi importi. Però ci rendiamo conto che discutiamo sempre delle solite cose, ci rendiamo conto che dobbiamo sempre noi provare a persuadere i catanesi ad avere rispetto di se stessi, della città in cui vivono, dei propri figli, dei propri nipoti. Se noi poi parliamo a persone senza cuore, se noi parliamo a gente che è malata, perché è chiaro che stiamo parlando di persone malate, persone che fanno questo, non possono certamente essere persone sane, hanno dei seri problemi, però questo non è certamente una giustificazione né un attenuante. O la città comprende che deve reagire tutti allo stesso modo, a costo di presidiare, non lo so, sto dicendo ovviamente alla mia un'iperbole, una provocazione, a costo di stare tutto un giorno in questi posti a presidiare, ma non ci risolviamo nulla perché poi questi vigliacchi fingeranno di passare per caso, non butteranno niente, andranno a buttarlo altrove. Ci dobbiamo fermare, breve sosta, poi le vostre domande. Vi ricordo il numero WhatsApp dedicato, lo vedete, 342 745 5005. C'è anche l'indirizzo mail sicilia24focus@telecolor.it. A fra pochissimo, restate insieme a noi. Riprendiamo allora l'appuntamento con il sindaco Enrico Trantino. Adesso sono le domande dei telespettatori. Cominciamo con un primo WhatsApp, vediamo un po' cosa ci scrivono da casa. Signor sindaco, buongiorno. La zona industriale, la fonte di ricchezza e di immagine per la città, a che punto sono i lavori di strutturazione? Grazie per la risposta, Sebastiano Pavone. Come abbiamo detto sempre, non è che purtroppo è una questione che possiamo risolvere da oggi al domani. Abbiamo sempre parlato dei 50 milioni che adesso, a seguito di interlocuzioni con la regione siciliana, ci stanno vedendo presentare un PFTE, significa un piano di fattibilità tecnica e economica, in risposta al quale otterremo un anticipo. Peraltro, siccome stiamo volendo fare un lavoro un pochettino più certosino, grazie a queste somme che noi abbiamo, vogliamo effettuare dei sondaggi delle strade attraverso delle macchine di nuova generazione che scansionano il manto stradale, verificano la consistenza di ciò che ci sta sotto e ci dicono che tipo di intervento dobbiamo compiere. Quindi talvolta basterebbe semplicemente scarificare e quindi tappetino asfalto, altre volte ci vuole un lavoro più incisivo, cosa che, dico subito, volevano fare per tutta la zona industriale. Questo ridurrebbe la capacità nostra di intervento perché aumenterebbe i costi e quindi vogliamo effettivamente verificare se è necessario fare questo lavoro di svellimento un po' più profondo, se possiamo limitare a dei lavori solo di scarificazione, eventualmente risparmiando per andare a realizzare altri chilometri stradali. Quindi stiamo facendo questo lavoro, perderemo un pochettino più di tempo in questa fase istruttoria e poi procederemo, ma ovviamente l'obiettivo è quello, anche perché l'FSC nel 2027 scade e dentro quella data deve essere tutto realizzato. Prossimo messaggio da casa, 342 745 5005. Buon pomeriggio, chiedo al signor sindaco maggiori controlli a San Giovanni Galermo, nella piazza e anche in via San Pietro Clarenza, che sembra un circuito per moto, macchine in tutte le ore del giorno e della notte. Io lo segnalerò, loro hanno perfettamente ragione. Io ho sempre detto che abbiamo assunto questi 80, ne assumeremo altri 120, è chiaro che sono sempre insufficienti per i fabbisogni. Io vi farei vedere le schede di lavoro che mi mandano ogni giorno su mia richiesta dal comando della polizia locale per verificare i turni di ciascun agente, ma alla fine quelli che possiamo destinare alla viabilità sono veramente poche macchine. Ci vorrebbero 1200 vigili per essere su tutto il territorio, però disegnare anche negli altri quartieri o a San Giovanni Galermo, che è un vero e proprio paese autonomo, potremmo dire, li dobbiamo dare.
Altro messaggio da casa, eccolo qui, sindaco, buon pomeriggio. Visti i continui abbandoni di rifiuti, ancora vedi via Ungaretti, come abbiamo visto, Calliope, eccetera, eccetera, perché non formare un centinaio di cittadine per fare le guardie ambientali? Questa è l'osservazione che ci viene Allora, è un'osservazione intelligente. Noi peraltro stiamo prevedendo che ci siano gli ispettori ambientali, o meglio, sì, forse si chiamano ispettori ambientali, l'ha previsto la delibera, era prima dell'assessore Domarchi e poi dell'assessore Pesce, e stiamo prevedendo appunto che ci siano questi collaboratori. Dico poi che però nel momento in cui arrivano quelli, chiamiamoli poco urbani, a scaricare rifiuti, l'ispettore ambientale non è che ha tanto potere di intervento, perché sì, può sollevare la contestazione, ma abbiamo detto più volte quello che succede, cioè molte volte il tizio, che il più delle volte è gente impossidente, poi non potrà pagare. Però ecco, questo mi dà anche l'occasione per un invito alla cittadinanza. Molto spesso noi cittadini, per liberarci di quello che abbiamo a casa, chiamiamo questi cosiddetti sgomberacantine. Sono i più pericolosi di tutti, perché nel momento in cui noi affidiamo i nostri mobili a questi soggetti per 30-40 euro, già è giusto che si sappia che li andranno a buttare in via Calliope, in via Ungaretti, in tutte queste strade qui. Allora evitiamo di farlo, anche perché adesso stiamo venendo fuori con il nuovo regolamento comunale, e immaginerei anche di emendarlo, per cui se è possibile risalire a chi ha dato il rifiuto che più era abbandonato, andiamo a contravvenzionare anche quello, quindi una contravvenzione alla fonte. Perciò gli ispettori ambientali ci saranno per rispondere al signore che gentilmente ci ha posto la domanda, ma dobbiamo innanzitutto noi evitare di creare questa condizione di pericolo affidando i rifiuti a gente che non ha titolo. Ecco perché o ci affidiamo a ditte specializzate che poi hanno l'obbligo di mostrarci il rapporto, chiamiamolo così, che lasciano in discarica, oppure lo portiamo noi nei centri comunali di raccolta, che sono comodissimi, lo diciamo fino a essere esausti. Quindi questi centri comunali di raccolta sono 6, ne stiamo facendo altri, diventano un'opportunità per chi si deve disfare di ingombrandi o di altri rifiuti riciclabili. Prossimo messaggio, lo leggiamo insieme. Buongiorno signor Sindaco, questione cimitero sporco, senza acqua alle fontane centrali e senza luce, zona chiesa centrale, è una vergogna. La signora Maria Grazia che lo scrive. È uno dei nostri talloni di Achille. Nonostante l'impegno dell'assessore Petralia, noi riusciamo a fare quello che vorremmo, non perché non vogliamo, proprio perché non c'è la forza di intervenire con maggior risolutezza e determinazione. Io adesso devo capire se, così come abbiamo effettuato, come stiamo effettuando per lo sfalcio antincendio, si può eventualmente fare un'azione un po' più imponente, esternalizzando, vedendo se ci sono le risorse, e a quel punto facciamo un'opera di pulizia, anche se una tantum, però un po' più radicale in tutto quanto il cimitero, perché chi va al cimitero non ci va per andare a passare dei momenti lieti, ci va per andare a ossequiare i propri defunti, e quindi è giusto che sia in una condizione che veramente inviti alla quiete, alla riflessione, e non che inevitabilmente infastidisca per il degrado che ha accanto. Quindi ora questa cosa ho paura che non si possa fare, ma devo vedere se si può fare. Ancora un paio di messaggi, abbiamo il tempo sicuramente. Buongiorno, tra via Bernini e Largo Bordighera esiste una colonia felina comunale da mettere in sicurezza prima che inizino i lavori di riqualificazione. Questa delle colonie feline è un problema su cui dico subito, ogni tanto io ho anche qualche disputa con qualche cittadino. Fino a questa mattina, primissima mattina all'alba, ero andato a farmi una corsa al lungomare e c'era una signora che stava dando il cibo a questi gatti in piazza Sciascia, solo che lo faceva versando il cibo sul pavimento. Mi sono dovuto fermare, ho detto alla signora almeno lo metta a terra, lo metta sul prato, perché questo cibo ha un odore molto forte. Se lei con questo caldo lo mette sul pavimento, è chiaro che alla fine ci sarà quel cattivo odore che già si sentiva in quell'area. Detto questo, quindi massimo rispetto per i gattari e i gatti. È una cosa che chiaramente non sapevo che ci fosse una colonia felina, ma nel momento in cui ci saranno i lavori di riqualificazione ovviamente questo sarà fatto. Non so quale sia
quali siano le norme di comportamento, non so se noi praticamente disponiamo di un servizio, questo lo verificherò, però credo che ci sia chi si prenda carico di queste colonie feline, sarà ovviamente carico nostro. Altro messaggio, vediamo un po' cosa ci scrivono. Buon pomeriggio Sindaco, è previsto un progetto di riqualificazione del corso Sicilia dove ormai regnano i venditori ambulanti e l'incuria? Mi pare che il corso Sicilia sia in atto in questo momento. È già oggetto di riqualificazione, quindi non so a cosa si riferisca, perché se si riferisce, a meno che non si riferisca alla parte quella dove ci sono i senza fissa dimora, ma anche quello è oggetto di riqualificazione perché c'è tutto quanto il lavoro che trasformerà Piazza della Repubblica, verrà un bellissimo parco che inevitabilmente eliminerà il degrado perché è una legge di natura che è brutto, che il bello porta via il degrado. Per il resto quindi non so a cosa si riferisca perché già i lavori proprio sul corso Sicilia sono partiti. Vediamo anche il prossimo messaggio da casa. Egregio Sindaco, verrà mai rimosso il fasciame dell'ex Lido Miami? Se l'ex Lido Miami è quello del lungomare, più volte abbiamo sollecitato il demanio a farlo perché non compete a noi, l'ho detto più volte, noi non abbiamo a quel punto. Devo capire se abbiamo un potere per contravvenzionare il demanio. Devo dire che per una questione di buoni rapporti fra le amministrazioni solitamente non si fa. Però quello di cui mi do carico è che adesso appena finisce la trasmissione telefono al direttore del demanio per capire cosa intendono fare. Ultimo messaggio intanto su WhatsApp. Gentile signor Sindaco, mi permetto rispettosamente di farle notare che Catania è la città della segnaletica orizzontale a memoria. Se ti ricordi dove ci sono delle strisce pedonali uno stop bene, altrimenti un punto interrogativo. È scritto anche in modo elegante questo messaggio, mi piace molto. Allora, in parte è vero, peraltro c'è una cosa che non ho compreso, che ho chiesto di approfondire, nel senso che tutta la segnaletica orizzontale che ultimamente viene realizzata, non si sa per quale motivo, sbiadisce abbastanza presto, non so se è un problema di vernici o di altro. Ho chiesto di verificare, noi effettuiamo periodicamente questi interventi, quindi non so in quale zona si riferisce. Per quanto riguarda la segnaletica verticale dipende da alcune zone, perché quello che molti cittadini non sanno è che alcune volte i segnali se li rubano per avere il palo di ferro per poi rivenderselo a pochi euro. Però questo non è certamente una giustificazione per un'amministrazione che deve subito rimpiazzarli. Devo capire perché in questo mondo surreale, che è quello in cui quotidianamente mi muovo, proprio questa mattina ho chiesto, a proposito di una questione che è stata sollevata ieri in Consiglio Comunale, per quale motivo non abbiamo ancora noi attivato il passaggio pedonale semaforizzato di Viale Bolano, perché bisogna fare un intervento nello spartitraffico per tagliare, per poterlo fare la direzione, non dico quale, che deve effettuarlo, e da un po' di tempo, voglio essere elegante, che ancora non l'ha compiuto perché non so cosa bisogna comprare. È tutto un mondo in cui sostanzialmente dobbiamo inseguire anche l'ovvio. Ma questo non è certamente una giustificazione, anzi forse farà arrabbiare ancora di più quel signore, però ha ragione. Abbiamo però abbiamo comunque i fari accesi laddove ogni volta lo sappiamo, laddove me li indicano, io faccio intervenire subito perché sostituiscano. Allora, grazie al sindaco di Catania Enrico Trantino, oggi con noi all'appuntamento con il sindaco, ci ritroviamo la prossima settimana come sempre al mercoledì alle 14:30, grazie ancora, una buona giornata, buon proseguimento con i nostri programmi, con i programmi per l'appunto sulla nostra rete. Buona serata.